Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e ben ritrovati per questa quarta giornata del campionato nazionale di Serie 2 Girone B. Ricordo, la Serie 2 è divisa in due gironi, il girone A e il girone B. Nel girone B militano anche le squadre che questa sera vediamo in pista. Stiamo parlando del Versile Hockey Forte dei Marmi contro la Pumas Viareggio. Dunque le formazioni le vediamo adesso a bordo pista per rituali scaramantici. Sono due squadre che al momento viaggiano per quanto riguarda la classifica specifica con 3 gare giocate e 6 punti conquistati, tutte e due dal quarto e quinto posto. A 3 soli punti Geo Matera, fermato proprio sabato scorso dallo Scandiano, e dunque la possibilità per, qualora una delle squadre riuscisse a fare il bottino pieno, di andare a prendersi il terzo posto quantomeno in coabitazione. Vediamo quelle che sono le formazioni in pista. Al momento è la Pumas Viareggio che si sta preparando con il portiere che, se non vado errato, dovrebbe essere Ernesto Maggi. Insieme a loro il numero 19, sì, eccoli qua. Vediamo allora la formazione prima di andare a cercare i quintetti. La formazione vede col numero 87 Francesco Carrieri, con il 7 Matteo Marchetti, con il 12 Francesco Poletti, il 19 Simone Bigatti, 74 Giovanni Pesavento, 78 Nicola Spezzini, col 79 Lorenzo Benvenuti, col 99 Lorenzo Cortesi, 96 il portiere Ernesto Maggi, il 16 è Gabriel Daltorione, allenatore il signor Mirko Bertolucci. Intanto che scorrono le immagini che vedete sotto la nostra grafica, il numero 2 per il Forte d'Armi è Gabriele Ambrosio, e poi vedremo gli altri giocatori che sono in pista. Intanto c'è il primo contatto, il signor Luca Molli, direttore di gara, assegna un cartellino blu a Brando Del Medico, reo di aver atterrato un giocatore avversario, nello specifico il numero 87, dovrebbe essere il capitano Francesco Carrieri, e dunque c'è il cartellino blu per Del Medico dopo soli 17 secondi, e dunque un'occasione ghiottissima per la formazione allenata da Mirko Bertolucci per poter giocare questi primi 2 minuti in superiorità numerica. Il numero 12 Poletti in pista, la cambia, ancora un filtrante proprio per Poletti, e poi la conclusione. Bravo il nostro Giulio a fermare l'incursione, ma è stata una triangolazione decisamente importante. Ancora un varco, questa volta è il numero 74 Giovanni Pesavento, regista della squadra, a girare sfera. Ancora lui si allarga, poi cerca una triangolazione che non riesce, dunque Pesavento l'appoggia ancora, ma si intromette. C'è adesso l'aggancio
e rende per focaccia. La sfera era stata riconquistata da Tommaso Giovannelli, viene agganciato, dunque 2 minuti di espulsione anche per il numero 19 Bigatti. Tutto questo quando sono passati 58 secondi, e ci spiega quello che è l'indirizzo del signor Luca Molli per quanto riguarda la gara. Vediamo se i ragazzi riusciranno a intendere quelle che sono le direttive dell'arbitro. Si gioca 3 contro 3, perciò decisamente più aperta la pista. Adesso c'è ancora il Viareggio comunque con la Pumas a manovrare. La sfera recuperata da Cacciaguerra dopo la parata di Giulio Bacci. Cacciaguerra, Kerekes, Giovannelli in pista per il rosso-blu. Fa correre sfera proprio per Kerekes, attaccato, cerca di liberarsi, deve lottare alla sponda, ha la meglio, arriva e va a impensierire il portiere Ernesto Maggi, ma niente di fatto. Dunque Capitan Carrieri che cerca di contrastare il rosso-blu, la sfera poi in una qualche maniera arriva proprio al capitano della formazione Viareggina, dunque la Pumas che può ripartire. Carrieri ancora alla conclusione, bravissimo questa volta Giulio a toglierla dall'angolo, e siamo dall'altra parte con Kerekes e questa volta è Maggi, è un avanti e indietro pericolosissimo. Intanto la sfera rimane lì, la recupera molto bene Kerekes, si ferma. Sfumano i 2 minuti per quanto riguarda la formazione rossoblu, che adesso ha questi 15 secondi di superiorità numerica. Dunque supera indenne l'inferiorità, ma ancora 9 secondi di superiorità. Ci prova ad accelerare il Forte dei Marmi, ma è ben chiusa la difesa della Pumas. Allora il tentativo per il filtrante al centro, niente da fare, sfera sotto il cosciale del portiere Maggi, e dunque si riprende con l'ingaggio. Il numero 19 Bigatti, tornato in pista, cerca l'ingaggio, lo vince la Pumas con Carrieri. Poletti la cambia ancora per Capitan Carrieri che fa una sgroppata, arriva a tu per tu con Bacci che poi lo ferma molto bene, rilancia l'azione del Forte dei Marmi, il tentativo questa volta smanaccia in una qualche maniera il portiere Maggi su incursione del medico, niente di fatto, ancora 0-0. Sembra che sia passato un'infinità di tempo, è passato neanche 4 minuti, 2 blu, 2 superiorità, 2 tentativi da una parte e dall'altra, ancora tutto da giocare. Del medico molto bene dall'altra parte per Cacciaguerra, la cambia per Giovannelli che si libera dell'avversario, poi però è costretto a rifugiarsi nell'angolo, viene messo giù e travolto. L'arbitro dice che si può proseguire e dunque Carrieri riparte per i suoi. Bigatti, pesavento per Carrieri ancora, ma è sporcato il filtrante, dunque ancora il numero 19 il numero 19 Bigatti che può manovrare. Adesso è Carrieri che lotta, la mette al centro per un tentativo in giravolta molto interessante, ma fuori dallo specchio la porta da parte del numero 74 Pesavento pressato da Cacciaguerra, gli allunga sfera, dunque Del Medico può riconquistarla per i suoi e rimpostare l'azione d'attacco. Eccola qua con Cacciaguerra in possesso di pallina, orizzontale per Kerekes, la fa correre per Giovannelli, attaccato Giovannelli, sfera all'indietro Kerekes ancora, dall'altra parte per Cacciaguerra, ha davanti a sé Poletti, ancora Cacciaguerra, cerca il filtrante Del Medico, non ha lo scarico, lo fa adesso su Kerekes, il più arretrato dei suoi, per Brando Del Medico, l'incursione, una manciata di secondi alla fine dell'azione d'attacco rosso-blu, perciò Forte che proverà a forzare il tiro e lo fa adesso con Cacciaguerra che però il tiro finisce al lato, il portiere non la tocca, la Pumas riconquista sfera, riporta in avanti l'azione. Poletti in possesso di pallina, la cambia
per Carrieri. Carrieri ancora all'indietro, Pesavento, regista arretrato, poi cerca il filtrante, non c'è fallo di Cerabile, dunque Cacciaguerra può tornare in avanti, superare l'avversario e poi cercare di ingannare il portiere sul primo palo. Non gli riesce per l'ottimo intervento di Maggi, ma ancora una buona idea rossoblù. Buona e ottima la risposta del portiere della Pumas. Sfera all'indietro, Cacciaguerra per Kerekes, Giovannelli. Adesso è Cacciaguerra, Del Medico attaccato da Poletti, la cambia per Kerekes. Kerekes che avanza, pressing alto della Pumas, dunque Forte Armi che ha pochi spazi per entrare. Adesso Giovannelli ne conquista uno, poi cerca il filtrante ma non riesce. Sfera alla balaustra, la lotta Poletti e Giovannelli, ne esce in un primo momento Giovannelli, poi Poletti rinviene su di lui e poi è Carrieri che porta avanti sfera, si ferma all'altezza dell'antigioco, aspetta il piazzamento dei compagni, serve dietro porta, c'è la stecca del portiere fuori dall'area di pertinenza, se ne avvede con qualche secondo di ritardo il signor Luca Molli, però poi fischia la giusta punizione in favore della squadra della Pumas. 18:06 alla fine, 0-0 il risultato, nessun fallo per squadra, ma nel primo minuto un blu per parte, cioè pareggio totale fino a questo momento. Ancora la Pumas a manovrare, la sfera è per Pesavento che la cambia col numero 19 Picatti. Carrieri, poi l'anticipo Del Medico, è defilato ma riesce comunque a entrare nel rigore e a segnare. Dunque il numero 4 Brando Del Medico soffia una sfera a centropista, si allarga un po' troppo, così sembrava, lo rivediamo, in realtà arriva tu per tu con il portiere e dopo 6 minuti e 15 porta in vantaggio la formazione del Versilia Hockey Forte, dunque 1-0 rosso-blu dopo 6 minuti Del Medico. Tanto c'è una punizione in favore della squadra allenata da mister Bertolucci, con Poletti che porta avanti l'insidia, l'appoggia su Carrieri, il tiro sta stampa sul palo, poi Giovannelli all'indietro per Del Medico, non c'è la possibilità per il tiro. Giovannelli ancora in profondità, è Kerekes, la gira ancora all'indietro per Giovannelli, chiude subito la formazione del Pumas, poi una palla sporcata ma Kerekes in possesso pallina riesce a servire Giovannelli, attaccato, l'arbitro dice che si può proseguire, dunque ancora Giovannelli all'altezza della tre quarti, costretto a tornare sui propri passi, il cambio è per Del Medico, autore della rete del vantaggio, siamo ai limiti dei secondi, ci prova in questo momento, niente da fare, la Pumas recupera sfera, rimposta l'azione d'attacco con Poletti, fascia sinistra, cambia tutto, va alla conclusione ma è abbondantemente sopra la traversa, dunque Forte dei Marmi che può tornare in avanti. Del Medico si ferma, l'appoggio è per Kerekes per Giovannelli, da questi a Cacciaguerra, Kerekes ancora, Cacciaguerra esce dalla zona buia, lancia Giovannelli che si libera molto bene, poi ha ingresso in area, finisce a terra ma non c'è fallo, siamo già dall'altra parte con Poletti che comanda il gioco, l'appoggio è per Capitan Carrieri, ancora Poletti, Carrieri in possesso di sfera, cerca il filtrante ma fa buon lavoro difensivo per Carlo Cacciaguerra, gli porta via sfera, l'appoggio per Del Medico, da questi a Giovannelli, Giovannelli davanti a sé intera difesa della Pumas, perciò decide di girare sfera all'indietro, c'è poi il fallo dei 5 secondi, nel momento in cui il passaggio era arrivato a Giovannelli doveva portarla oltre,
e c'è il primo time out chiesto da mister Facchini. Dunque Forte dei Marmi, dicevo, in vantaggio per 1-0. Vediamo i primi cambi per quanto riguarda le file della Pumas. Con il numero 78 è entrato Nicola Spezzini e con il numero 7 Marchetti. Tanto anche nel Forte dei Marmi esce Brando Del Medico, ottima gara la sua fino a questo momento, un gol e tante azioni importanti. Al suo posto entra Capitano Ambrosio. Tanto rivediamo le immagini che scorrono proprio la rete Del Medico. Vediamo dunque il Forte dei Marmi con Bacci in porta, Ambrosio, Chereches, Giovannelli e Cacciaguerra. Ambrosio è il veterano della partita stasera con ben 23 anni se non vado errato, e questo chiaramente va a tutto vantaggio delle due squadre, delle due società che fanno giocare ragazzi molto molto giovani. Dunque il numero 7 abbiamo detto Marchetti, insieme a lui Pezzini, Pesavento, regista importantissimo. Poi vediamo il numero 19 Bigatti, questa è la formazione. Pesavento in possesso di sfera, la cambio per Pezzini. Ancora la Pumas che ci prova con Marchetti, francovollato, deve girare sfera all'indietro. Adesso cerca un varco con la sfera al centro, c'è però fuori misura, dunque la riconquista Chereches per i suoi, poi lotta con Marchetti che ha la meglio. Dunque sfera persa malamente dal rosso-blu e la Pumas che caparbiamente può tornare in avanti con il numero 74. Attenzione all'incursione, poi il muro dei difensori versiliesi. Incursione di Pesavento, poi finisce a terra un giocatore della Pumas, riparte Ambrosio per Chereches che prova a superare Maggi, non gli riesce, siamo già dall'altra parte. Brava Ambrosio a fermare il contropiede avversario, adesso però c'è la Pumas a manovrare, il tentativo del numero 74 Pesavento senza fortuna. Ancora un tiro a lunga distanza di Pesavento, niente di fatto, e allora prova a manovrare Bigatti, a dare la sfera al centro, ma è in anticipo il portiere rosso-blu Bacci e siamo già dall'altra parte con Giovannelli. Giovannelli dietro porta nello stretto, poi cerca di giocarla, niente da fare. Sulla ribattuta il più veloce a spararla nell'angolo è il difensore della Pumas e dunque la squadra viareggina può tornare in avanti. Grande lavoro del numero 78 Pezzini che poi arriva ma incontra un grandissimo Bacci sulla propria strada, era riuscito a dare una sfera importante. Niente da fare, Ambrosio a tu per tu con il portiere Maggi, finisce in porta lui invece della sfera, però di fatto capovolgimenti veloci da una parte e dall'altra. Squadra del Forte dei Marmi che cerca il gol del raddoppio, ma c'è un Viareggio che vuole assolutamente il pari e ci prova ancora. Attenzione, è il numero 74 Pesavento in possesso di sfera, da questi a Marchetti, si ferma, aspetta il piazzamento, l'appoggia ancora per Pesavento. Pesavento il filtrante per Marchetti che poi forse effettua un passaggio di troppo e allora Chereches ne approfitta e se ne va, si ferma, ragiona, aspetta il piazzamento dei rossoblu che tornano a manovrare. Si difende la Pumas, Cacciaguerra, cerca di andarsene, non gli riesce, allora Chereches deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento ma è una sfera sbagliata e dunque torna in avanti la formazione della Pumas, ma grande difesa rossoblu. Giovannelli
si ferma in giravolta, poi l'appoggio è per Ambrosio, da questi a Kerekes nell'angolo, fa correre Ambrosio dietro porta, Ambrosio in possesso di sfera, il passaggio è per Giovannelli, il missile di Giovannelli colpisce un avversario, dunque niente, nessuna fortuna, in avanti Cacciaguerra adesso, ancora Cacciaguerra che ci prova con una martellata dalla media distanza, niente da fare, sfera all'indietro, Facchini dà indicazione ai suoi, Ambrosio in possesso di pallina, l'appoggio è per Kerekes, 5 secondi per andare alla conclusione, lo effettua in questo momento il Forte dei Marmi, ma l'arbitro dice che non c'è stato contatto con il portiere, dunque sfumano i 45 secondi e questa volta il time out è chiesto da mister Bertolucci, che effettua nuovi cambi. In pista il numero 99 Cortesi e anche il 79 Benvenuti. Ancora 0 falli da una parte e dall'altra, al netto di forse i 2 blu iniziali sono serviti a qualcosa. No, in realtà i ragazzi pensano a giocare, non c'è ancora quel tatticismo che porta a fare il fallo in più. Vediamo intanto qualche azione e il time out con la telecamera che inquadra gli ospiti della Pumas. Suona la sirena che richiama in pista le due squadre che ricordo al momento stanno giocando per la terza posizione, seppure in coabitazione con il Matera. Dunque cambia anche fra le file del Forte dei Marmi, è uscito Ambrosio Giovannelli, Lorenzo Giovannelli e Kerekes, dunque Cacciaguerra che è uscito per lasciare spazio al più giovane dei fratelli Giovannelli, under 17 se non vado errato, invece è Tommaso che pressa il numero 78 Pezzini e lo costringe al fallo di secondi. Dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Battuta Lorenzo per Ambrosio, ancora Ambrosio per Lorenzo che parte da lontano, cerca la percussione, l'appoggio è per Kerekes è defilato, costretto a girare sfera dall'altra parte per Ambrosio che poi non ha il varco per il tiro, riesce però a manovrare ancora Lorenzo Giovannelli in possesso di pallina, all'indietro per Ambrosio, la percussione di Ambrosio, poi si scontra Ambrosio con l'avversario, nello specifico dovrebbe essere il numero 99 Cortesi, primo fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. C'è adesso il fallo di squadra, pareggiamo subito, a fallo a carico della Pumas, dunque Forte dei Marmi che può rimpostare l'azione d'attacco, ma vediamo che al limite dell'area rosso-blu ci sono 2 maglie bianco-rosse della Pumas, la sfera è per il tentativo di incursione che non funziona e dunque torna avanti la Pumas, la conclusione fermata molto bene da Vacci e adesso è Lorenzo Giovannelli che fa correre la sfera per Ambrosio che cerca il varco per Tommaso Giovannelli. Al limite dell'area Lorenzo si mette la sfera nella posizione migliore, sfera che carambola lontana, la recupera Kerekes per i suoi e rimposta l'azione d'attacco. Lorenzo per Ambrosio che cerca di girargli sfere in triangolazione ma si intromette molto bene il numero 79 Benvenuti. E attenzione all'incursione, ancora un grande difesa del Versilio Hockey Forte per Lorenzo, per Tommaso che tenta l'accompagnata sotto misura, niente da fare, si lotta la balaustra, alla meglio il Viareggio, ne esce la Pumas con il suo regista che poi cerca di ingannare sul primo palo ma niente di fatto.
Giovannelli recupera sfera, la cambia con Tommaso ancora dall'altra parte per Kerekes, 8:24 alla fine, 1-0 paga il gol di Del Medico. Poi un po' di confusione, dunque ne esce la Pumas, ma si chiude subito la maglia difensiva, la Pumas deve andare a manovrare. Benvenuti ancora, la cambia con Cortesi, ancora Benvenuti, finisce a terra al limite dell'area, c'è il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, il time out chiesto da mister Facchini. Tanto fuori Ambrosio, torna in pista Cacciaguerra, dunque turno di riposo anche per Gabriele Ambrosio, che ha fatto un gran lavoro difensivo, ma soprattutto è riuscito a mettere un paio di sfere a centro pista. Dall'altra parte vediamo mister Bertolucci che dà le sue indicazioni, dunque una quarantina di secondi di time out e anche noi ci prendiamo qualche secondo per respirare. Dunque si riprende pista, Bacci fra i pali, Kerekes, Lorenzo e Tommaso Giovannelli e Cacciaguerra, dall'altra parte il numero 78 Nicola Spezzini, il 99 Cortesi, poi dovremmo avere il numero, vediamo intanto il numero 79 Benvenuti, ma è Pezzini che cerca di portare l'incursione in fascia destra, arriva fin dietro porta, attaccato, mantiene il possesso, incrocia, poi su di lui si porta Giovannelli, ancora Pezzini, cerca il filtrante, sbagliatissimo, Kerekes se ne va da solo, carica il tiro e segna il 2-0. Una sfera persa malamente durante la fase offensiva, si arrabbia moltissimo e chiama subito un time out Mirko Bertolucci, che insomma il Viareggio era in possesso di pallina, forse è stata portata un po' troppo e dunque è Kerekes che la soffia, poi riesce a difenderla dall'attacco avversario e a siglare la rete del 2-0 in quello che al momento due azioni importanti che pagano il risultato, tutte e due seppur in posizioni diverse. Anche il primo gol era stata una rubata di Del Medico all'avversario sull'altezza della tre quarti avversaria, poi la sfera è stata portata verso la porta e ha infilato il buon Maggi, che sappiamo essere il portiere di grande avvenire. È un Forte dei Marmi che almeno al momento sta difendendo decisamente bene, invariata la formazione rosso-blu, invariata la formazione della Pumas, e dunque sfera che arriva in avanti per la Pumas, il numero 7 Marchetti porta sfera, poi la cambia per Pezzini, l'incursione importante, grande conclusione, veramente grandissima azione, ma altrettanto buona la risposta. Poi è Pezzini che va a togliere la sfera praticamente dalla stecca di Giovannelli, che era stato lanciato molto bene. Dicevo, grande incursione ma grande risposta del portiere. Adesso c'è una sfera che rimane lì a metà strada ed è Lorenzo Giovannelli a recuperarla, a servirla a Cacciaguerra per Giovannelli, il tiro, sfera che rimane sotto il portiere. Aveva tentato un raso terra, è stato molto bravo Maggi a non farsi superare, si riprende con l'ingaggio alla sinistra e intanto torna in pista Poletti a fargli spazio al numero 78 Pezzini.
La sfera recuperata da Lorenzo Giovannelli, che però deve rifugiarsi nell'angolo, va a manovrare sfera all'indietro per Kerekes, autore della seconda rete rossoblù. Da questi a Tommaso Giovannelli. Tommaso Giovannelli, dietro porta c'è Cacciaguerra che riceve, sfera all'indietro per Kerekes, Kerekes l'appoggia per Lorenzo, ancora per Kerekes, linee esterne per il rosso-blu, Pezzini che cerca un pressing, poi desiste, e allora ancora Lorenzo che può manovrare per Tommaso, da questi a per Carlo deve uscire dalla zona buia, non ci riesce in tempo, fallo di 5 secondi, la punizione in favore, e c'è il fallo di squadra a carico dei rossoblù che hanno impedito la ripartenza veloce del Viareggio. Dunque Poletti la cambia sul 99 Cortesi, poi si lotta alla sponda e i falli diventano 3 a carico del rossoblù, a quota 2 la Pumas, e il Forte dei Marmi può tornare in avanti con Tommaso Giovannelli attaccato, sfera a Kerekes per Tommaso Giovannelli ancora, che adesso è l'uomo più arretrato. Lorenzo ha un grande slancio, poi ci prova Tommaso ma fa buona guardia alla difesa e riparte immediatamente con Benvenuti, e la Pumas che ci prova, poi si allarga forse un po' troppo, sfera contesa, vediamo chi avrà la meglio. In un primo momento sembrava la formazione rosso-blu, attenzione a tu per tu con Bacci, la spara fuori Poletti, e dunque occasionissima con una sfera in una qualche maniera recuperata dal Viareggio, ma niente di fatto. Fuori il numero 7 Marchetti, torna in pista con il 74 Pesavento, regista con grande visione di gioco, e dunque giusto il tempo di respirare e poi torna al pezzo. Eccolo Pesavento in possesso di sfera, il tentativo di prima intenzione di Poletti è però fuori allo specchio della porta. Poletti cerca di andarsela a riprendere ma la pallina corre nell'angolo, dunque Kerekes in possesso di sfera, controtempo, la sfera però schizza lontana, dunque Poletti, no scusate, è il numero 99 Cortesi che può recuperare per i suoi, poi un errore ma ancora sfera per la Pumas, e adesso deve uscire dalla zona buia, anche se temo, esatto, non farà più in tempo, e dunque la pallina torna sulle stecche dei colori rosso-blu quando mancano 4:20, gol del Medica al 6° minuto, raddoppio di Kerekes a metà tempo. Dunque questo al momento è quanto. Pallina per Tommaso Giovannelli che poi va a impensierire oltre misura il portiere che la tiene lì. L'arbitro signor Luca Molli decide per l'ingaggio che si andrà a battere al lato destro. La serie recuperata da Cacciaguerra che fa tutto da solo, poi però è decisamente bravo il portiere Maggi. Adesso una palla altissima, l'arbitro dice che si può proseguire. Cacciaguerra fra due avversari, la dà all'indietro per Kerekes, in orizzontale Lorenzo, ancora per Kerekes che però non trova il giusto aggancio. Dunque ora il Forte dei Marmi, che ricordo a 3:30 dalla fine del primo tempo, è in vantaggio per 2-0, 3 falli per parte. Ancora un tentativo di Poletti che però esce fuori, poi arriva Cacciaguerri che recupera la sfera per i suoi, la cambia dall'altra parte, rimbalzo maligno favorisce però la squadra, ma Tommaso Giovannelli fa un gran lavoro, poi tenta il tiro, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco dopo la deviazione del giocatore con la maglia numero 79 Lorenzo Benvenuti, e turno di riposo per Tommaso Giovannelli che si accomoda in panca dopo un'ottima prestazione fino a questo momento, e rientra anche dentro quello che ha sbloccato la gara con il numero 4, fa il suo ritorno in pista Brando Del Medico. Spera che torna in pista, sarà una battuta per i colori rosso-blu. Signor Molli
posiziona la sfera dove a suo avviso deve stare. Tutto pronto per la battuta del Medico per Cacciaguerra per Giovannelli, dall'altra parte per Cacciaguerra che esce alla zona buia, la cambia per Del Medico, ancora Giovannelli, deve trovare un compagno, lo fa in fascia sinistra per Del Medico, da questi a Cacciaguerra, Forte che naturalmente può serenamente giocare sui secondi. Kerekes attaccato da Poletti, mantiene il possesso, la gira dall'altra parte per Giovannelli che perde l'attimo buono per tentare la martellata dalla lunghissima distanza, cosa che invece riesce a fare Del Medico. Poi grazie a Cacciaguerra che recupera sfera, il Forte Dami recupera ancora i 45 secondi. Giovannelli, Cacciaguerra supera un primo avversario, poi non riesce a superare il secondo, attenzione, rilanciata l'azione in contropiede, ma si intromette molto bene Del Medico che riparte per i suoi, si ferma, ragiona, sfera all'indietro per Giovannelli, gioca bene in questo momento il Forte dei Marmi, riesce a trovare le giuste triangolazioni, al momento poche sbavature, anche se ha al cospetto una squadra che sappiamo punta decisamente alla serie superiore. Tutto pronto per la battuta, tanto è Bacci che chiede di andare a pulire la maschera, fuori con il numero 79 Benvenuti, il suo ingresso in pista per il numero 87 Capitan Carrieri. Dunque questo è quanto. Carrieri, Poletti, poi dovremmo avere, se non vado errato, ma i numeri al momento non mi favoriscono, con il numero 19 Bigatti, con il numero 74 Pesavento. Risponde il Forte Marmi con Del Medico, Giovannelli, Lorenzo Giovannelli, Cacciaguerra e Kerekes. Il tentativo alla lunga distanza sulla ribattuta è Carrieri, il più veloce a recuperare sfera, e insieme alla sfera i 45 secondi. Ancora Pesavento, la cambia per Poletti, per Pesavento ancora, cerca un varco, poi l'appoggio è per Capitan Carrieri che si allarga, ha davanti a sé Kerekes, poi arriva e tenta un alza e schiaccia improbabile, funziona solo a metà, ma attenzione che come il vento una martellata spaventosa del Viareggio. Adesso è il tentativo sfortunato questa volta perché Giovannelli, una bella triangolazione rosso-blu, ma ancora il Viareggio in avanti, triangolo che non si chiude, Carrieri manovra per i suoi, riesce ad appoggiare, ancora Bacci deve fare gli straordinari, era stato Bigatti a rendersi pericolosissimo. Bigatti in area di rigore, adesso Carrieri si mette in proprio, niente da fare, sfera che rimbalza malignamente e dunque un pressing, ancora Bacci che si accartoccia sulla sfera. E beh, ci prova la Pumas in tutte le maniere, resiste il fortino rosso-blu quando deve difendersi, lo fa decisamente bene, e poi nella peggiore delle ipotesi c'è un Giulio Bacci in porta che sta facendo decisamente la differenza. Dunque 31 secondi alla fine del primo tempo, risultato di 2-0 in favore del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che quando ha sfera cerca di giocare ordinato anche con i secondi. Adesso è Poletti che prova uno degli ultimi assalti, la tira ancora fuori dallo specchio della porta, ma la sfera è ancora per il rosso-blu. Attenzione, scusate, la difesa rosso-blu ha la meglio a 11 secondi dalla fine, si può anche provare a cacciarla lontana, ma la recupera subito il numero 19 Bigatti. Martellata di Bigatti, risposta ottima di Giulio Bacci. Dicevo, un Forte dei Marmi in vantaggio per 2-0, ma si apre la gara dopo 17 secondi con il blu Del Medico.
Giusto una trentina di secondi e il Blues lo becca Bigatti, dunque si gioca per un minuto e oltre, 3 contro 3, non succede nulla. Alla ripresa delle ostilità a squadre piene non succede nulla, al sesto minuto Del Medico fa l'1-0 rubando una sfera importante a centropista. Si continuano attacchi da una parte e dall'altra, forse più pericoloso il Forte dei Marmi, un po' più confusionario mi è apparso la Pumas che deve registrare qualcosa, ma lo farà sicuramente adesso negli spogliatoi. Poi al 16° ancora una rubata a centropista da parte questa volta di Kerekes che vola verso la porta e fa secco, lo vediamo in questo momento, il portiere Maggi che se l'è trovato solo davanti e non ha potuto fare niente per fermare. I falli di squadra, 3 falli per parte, dunque questo è quanto è successo nel primo tempo, un grazie al momento. Grazie parziale perché abbiamo ancora tutto un tempo da stare insieme all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, alla regia Simone Polacci.
Bene, torniamo qua al Palahockey di Forte dei Marmi, inizia il secondo tempo, una manciata di secondi, vediamo le formazioni in pista, come di consueto cambio di portiere, tutte e due sulle corde, portieri rossoblu, il secondo tempo tocca a Raffaello Ciupi, insieme a lui in pista c'è Piercarlo Cacciaguerra, Gabriele Ambrosio, Diego Chereches e Tommaso Giovannelli, dall'altra parte ancora Maggi in pista come portiere e poi vediamo Poletti, se non vado errato Carrieri, dovrebbe essere il numero 12, sì, esatto, Poletti Carrieri, poi se non sbaglio dovrebbe essere Bigatti e il numero 74 Pesavento, il tiro è una martellata, attenzione che Poletti soffia a sfera però e imposta l'azione d'attacco per il Pumas, dunque che può sfruttare la prima azione d'attacco. Poletti, il blocco, l'arbitro assegna il fallo di squadra a carico della Pumas, la punizione e dunque la sfera che torna in possesso del Forte dei Marmi. La formazione di mister Facchini in possesso di sfera, Giovannelli per Ambrosio, Ambrosio la cambia per Chereches, da questi a Cacciaguerra, arretratissimo, fuori dalla zona buia per Giovannelli, dall'altra parte Chereches che supera di slancio Carrieri, poi però Carrieri rinviene su di lui, lo costringe all'angolo, poi interviene in supporto anche il numero 19 Bigatti e dunque Pesavento per Carrieri, posizione centrale, il tiro, la smanacciata di Raffaello Ciupi, provato subito a Capitan Carrieri. Ancora Carrieri in possesso di pallina, l'appoggio è per Bigatti, Bigatti per Carrieri ancora, fraseggiano i due, Carrieri poi cerca ancora il tiro nel mucchio, questa volta è fermato da una caviglia di Ambrosio, Ambrosio che adesso parte in fascia sinistra, supera un avversario, la mette al centro, ma lì c'è Pesavento che fa decisamente buona guardia, Poletti, rovesciamento di fronte, poi in un qualche maniera l'uscita del portiere e c'è la stecca alta di un avversario, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. È stato Ciupi a spararla lontana, Chereches in possesso di sfera, la fa correre per Ambrosio, pressing altissimo della formazione della Pumas, Ambrosio per Giovannelli, all'indietro per Chereches, perde l'attimo per la martellata, Cacciaguerra attaccato, mantiene sfera per Giovannelli, poi la fa filtrare per Chereches che lotta con Poletti, alla meglio Poletti, l'appoggio è per Pesavento che torna in avanti, ancora Pesavento al limite dell'area, si ferma, cerca il filtrante al centro e non riesce, dunque scatta il contropiede rosso-blu, Giovannelli Cacciaguerra, grandissimo Maggi, grande incursione rosso-blu ma grande risposta di Maggi che si allunga e la toglie dall'angolo. Intanto sfera all'indietro, Chereches la cambia per Cacciaguerra, Giovannelli, ancora all'indietro per Chereches, lontanissimo dalla zona calda, esce alla zona buia Chereches, la mette al centro, diventa sporcata quasi un'autorete, ma era ben piazzato il portiere e dunque il Viareggio che torna in avanti, se ne sono andati 3 minuti nel corso della ripresa, con Pesavento che porta l'insidia, l'appoggio è all'indietro per il Capitan Carrieri, grande sgroppata, fin dietro porta, poi sfera all'indietro per Pesavento, che però ha un attimo di esitazione, non può caricare il tiro, dunque Pesavento ci prova adesso, Ciupi si accartoccia sulla sfera e si riprenderà con l'ingaggio. Intanto vediamo che c'è un problema meccanico per il numero 74 Giovanni Pesavento, si avvicina anche il signor Molli. Dunque si riprende con l'ingaggio, siamo al vertice basso
alla sinistra di Raffaello Ciupi. È una Pumas che è entrata in pista decisamente più aggressiva rispetto al primo tempo. Forte dei Marmi che deve continuare a mantenere l'ordine. È Giovannelli intanto che soffia a sfera, ma vediamo che sono già lì gli avversari a cercare di portare via sfera e ci riescono. Attenzione Carrieri, l'appoggio, ma insomma Raffaello è un gran portiere, lo dimostra 2 volte. Poi ancora Raffaello Ciupi, sfera per Ambrosio, per il tentativo di Cacciaguerra che poi finisce a terra, ma non c'è fallo e dunque torna in avanti la Pumas, sfera al centro e questa volta nulla può la squadra rosso-blu. Pesavento lasciato colpevolmente solo sull'altra fascia, lo rivediamo, un contropiede pressoché perfetto e dunque accorcia le distanze la Pumas con Pesavento quando sono passati 3 minuti 59. La sfera è per Giovannelli che se ne va, la mette al centro per Cacciaguerra, da questi a Kerekes, paga il pressing altissimo della Pumas che gli permette di accorciare, sfera in profondità ma la riconquista subito la Pumas che è entrata in pista con un piglio decisamente diverso, l'avevamo visto subito. Adesso è Carrieri che ci prova, Sera che rimane lì, ancora lui, il sacrificio prima del portiere e poi di Giovannelli che la fa correre per Cacciaguerra, ma è in anticipo Poletti che recupera l'ennesima sfera per la Pumas che ha ritrovato sicuramente forza e morale dopo questa rete. Pesavento ragiona, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni e imposta l'azione d'attacco per la squadra di Mirko Bertolucci. Attenzione Carrieri, dietro porta attaccato vittoriosamente da Kerekes che poi si ferma, rimposta l'azione su Giovannelli la cambia per Cacciaguerra, si fa vedere Ambrosio che recupera la sfera, la gira subito all'indietro per Kerekes, ancora la sfera lunga in profondità per Giovannelli, 2 su di lui. Giovannelli poi cerca di metterla al centro, la recupera ancora e ancora lui in possesso di pallina, da questi ad Ambrosio per Kerekes, time out chiesto da mister Facchini. Al primo fischio andranno le 2 squadre alle panchine. Kerekes in possesso di sfera, cerca di far da solo, attaccato da Poletti che poi con l'aiuto di un compagno riesce a portare via sfera. Attenzione all'incursione della Pumas, tentativo al centro, niente da fare. Kerekes che poi scivola su una vistosa macchia di umidità, era solo davanti al portiere. Occasionissima rossoblu che non si concretizza per uno scivolone in pista. Dunque Poletti in possesso di sfera, chiama ai suoi la calma Capitan Carrieri. Attenzione che Bigatti è pagato dalla fortuna, riesce a recuperare ancora una sfera che al momento sembrava persa. Palla all'indietro, Carrieri per Bigatti, per Carrieri ancora, ma si intromette un ottimo Ambrosio per Cacciaguerra, per Kerekes costretto ad allargarsi, dunque sfuma la percussione rosso-blu. Giovannelli in possesso di sfera, supera un primo avversario, poi per Cacciaguerra, da questi a Kerekes alla sponda non riesce a passare, dunque Carrieri che torna in avanti per Bigatti che finisce a terra. Guarda l'arbitro, è rischiosissimo fare queste cose al signor Molli, voleva qualcosa che il signor Molli non ha ravvisato. Carrieri ancora cerca di andarsene, attaccato dietro porta, c'è però l'ottimo Ciupi che lo ferma. La sfera è per Cacciaguerra che può tornare in avanti per la squadra di Facchini, da questi ad Ambrosio per Giovannelli. Ambrosio ancora dietro porta, riesce a portare via una sfera, la gira all'indietro per Kerekes
Kerekes che prova il tiro alla distanza, sporcato, Poletti nell'angolo, alla meglio ma commettendo fallo, dice il signor Molli. Aveva avuto la meglio Tommaso Giovannelli, c'è il time out che avevamo annunciato un minuto fa. Dunque time out chiesto a mister Facchini che vuole ragionare con i propri ragazzi, fuori Giovannelli, dentro Del Medico. Ovviamente adesso dentro il palazzetto c'è un caldo mostruoso, ora noi siamo anche nella zona altissima, ma immagino che anche in basso non sia proprio un clima autunnale. Dunque dicevamo 2-1 nel primo tempo del Medic e Kerekes per i rossoblù. Nel secondo tempo entra una Pumas decisamente più aggressiva, riesce a soffiare sfera e Pesavento fa il 2-1. Dunque tutta da giocare, una gara che vede le due squadre mi pare sul 4 pari per quanto riguarda i falli di squadra. E niente, aspettiamo la ripresa delle ostilità. Suona la sirena che richiama all'ordine i giocatori. 17-08, 4 falli per parte, 2-1 il risultato, ancora in vantaggio la formazione di mister Facchini che è in pista con Ambrosio, Del Medico, Kerekes e Cacciaguerra. Risponde il numero 78 Pezzini, poi dovremmo avere il numero 79 Benvenuti, ma è Pesavento a portare l'insidia. Ancora per Poletti, attaccato vittoriosamente da Ambrosio che poi ci prova, grande Maggi alla risposta tu per tu. E attenzione che siamo dall'altra parte, ma tenta un dribbling di troppo e dunque Ambrosio per il tentativo di Kerekes che è arrivato un po' troppo addosso al portiere, ma comunque portiere che riesce comunque ancora a chiudere. Poletti per Pesavento, il numero 19 Bigatti, Pezzini ancora, cerca di andarsene, su di lui c'è Ambrosio, l'appoggio è per Pesavento, fascia destra Pesavento, il tentativo che passa al lato. Poi sulla ribattuta il più bravo è Del Medico a portare via sfera, la cambia per Ambrosio, bisogna uscire dalla zona buia ma non si intende con il compagno e dunque la sfera viene regalata e recuperata da Pesavento che la riporta in avanti per la Pumas. Ci prova Pezzini in azione solitaria, arriva tu per tu col portiere e fa un gol straordinario. Pezzini riesce a portare via sfera, rivediamolo, arriva tu per tu con Ciupi che nulla può. E dunque quando mancano 9 primi e 39, scusate, al 9:39 Pezzini riapre tutto. E decisamente l'inerzia della partita adesso corre sulle stecche della Pumas che è andata a rimontare un risultato che nel primo tempo sembrava difficilmente rimontabile perché il Forte giocava decisamente più ordinato e la Pumas era un po' meno ordinata per quanto riguarda proprio il movimento della sfera. Pesavento in possesso di pallina, da questi a Pezzini, ancora per il numero 7 Marchetti, attaccato Pesavento, cerca la triangolazione, ancora l'incursione per Pezzini ma è bravo Cacciaguerra, da questi a Kerekes, solo fra 3 maglie riesce a servire Cacciaguerra per Kerekes, ancora la cambia per Ambrosio, ancora Cacciaguerra ancora in possesso di sfera, in orizzontale per Ambrosio che supera un avversario, non il secondo, è Pezzini che rimposta l'azione, poi va al tu per tu con Ciupi, questa volta è il numero 7 Marchetti che però si vede fermare la sfera in una qualche maniera, è Ambrosio in possesso di pallina, riesce a servire Cacciaguerra dietro la propria porta e bisogna fare in modo di
distendersi. Intanto dentro Lorenzo Giovannelli, Cacciaguerra, la porta a spasso fino in fondo, ancora Cacciaguerra per Lorenzo Giovannelli, Lorenzo per Kerekes, Giovannelli ancora, la cambia dall'altra parte per Del Medico. Intanto chiama uno schema il mister dalla panchina. Cacciaguerra in possesso di pallina, deve liberarsi della sfera, non ci riesce per l'intervento di Pezzini che la recupera, la serve a Marchetti. Pezzini per il numero 19 Bigatti, da questi a Pesavento, time out chiesto da mister Bertolucci. Intanto 13:30 alla fine della gara, 2-2 il risultato dopo un vantaggio rossoblu di 2-0. Il tiro, il guantone è di... Intanto però c'è l'errore in fase difensiva, attenzione all'ingresso in pista, ma grande Kerekes, poi succede un po' di tutto. Brando la serve, riesce a recuperarla, la porta avanti da solo, addomestica sfera, cerca di dare un po' d'ordine alla manovra rosso-blu. Cacciaguerra adesso, però c'è l'anticipo molto buono del numero 79 Benvenuti. L'attacco di Kerekes solo momentaneamente ritarda l'azione della Pumas, che torna in avanti con Pesavento. Da questi al numero 7 Marchetti, all'indietro per Pesavento ancora. Là davanti abbiamo Benvenuti e Pezzini. Caccia della sfera. Ancora Marchetti, siamo ai limiti dei secondi, perciò se andrà a forzare un tiro lo fa in questo momento, nessun problema. Sfera recuperata, Cacciaguerra in possesso di sfera, prepara l'azione d'attacco la formazione rosso-blu. Kerekes per Del Medico, supera un primo avversario, poi però la difesa della Pumas è decisamente altissima, dunque è difficile trovare il varco. Lo fa in questo momento il Forte dei Marmi su pressing di Pezzini, poi sfera che schizza lontana, recuperata da Pesavento, cerca il filtrante, poi cerca di andarsene ma non riesce. C'è il rigore in favore della Pumas e il time out. L'atterramento in area di rigore del numero 79 Benvenuti costa un rigore, ma prima di tutto ciò c'è un time out, dunque il signor Molli non ha esitazione ad indicare il dischetto. Rivediamo poi magari l'azione. Questo è il gol di Pesavento, lasciato colpevolmente solo. Poi c'è l'azionissima rossoblu, ma la buona risposta del portiere Maggi, riesce a chiudere il varco. Questo è il secondo gol, spettacolare veramente. Dunque adesso siamo al time out, si riprenderà con il rigore. Dunque Raffaello Ciupi, vedremo contro chi dovrà impegnarsi. Dovrebbe essere Pesavento se non vado errato, esatto. È lui che si prende l'incarico dopo 13:35 di andare a tirare il rigore contro Raffaello Ciupi. Due specialisti a confronto, giovanissimi ma sempre specialisti di categoria. Vediamo quello che sarà il rigore, porta sfera e poi la mette dentro molto bene. Dunque passa in vantaggio la Pumas sul rigore quando mancano 11:22. Vediamo, porta sfera, poi non si avvicina più di tanto e la mette sotto la traversa e dunque la Pumas passa in vantaggio al 13°.
Adesso è Tommaso Giovannelli che supera un avversario, il secondo punta la porta, poi è spintonato in area di rigore, ma poi è Pezzini in seconda battuta a portare via sfera. Kerekes il vantaggio, il tiro, fa gli straordinari mister Maggi. Poi c'è il fallo di squadra a carico del rosso-blu, viene richiamato Brando del Medico. Il signor Molli lo catechizza verbalmente. Brando è già stato, ha già preso un cartellino blu a inizio gara. C'è la punizione in favore della Pumas che con il rigore di Pesavento si è portata in vantaggio. 10:55 alla fine, con il numero 7 Marchetti che porta sfera, la serve dietro porta Bigatti. Bigatti aspetta il piazzamento, poi fraseggiano i due. Ovviamente adesso l'inerzia al contrario, è il Viareggio che può serenamente giocare con i secondi, mentre il Forte dei Marmi deve andare a pressare per recuperare, lo fa molto bene. Tentativo al centro, un grande Pezzini che spazza l'aria, era un ball filtrante da parte di Giovannelli. Pezzini ancora in possesso di pallina, poi cerca di chiudere in area di rigore, niente da fare, fuori misura del Medico a pressare l'avversario, sfera all'indietro, poi gliela porta via proprio Giovannelli che però non ha la freddezza giusta per chiuderla. Maggi lo ipnotizza, ma ancora Giovannelli va a recuperare sfera caparbiamente, e poi ancora Maggi che compie questa volta un autentico miracolo, ma attenzione che si va dall'altra parte. Ancora il Viareggio con Benvenuti nell'angolo, è Lorenzo Giovannelli che porta via sfera, la serve a Tommaso per Kerekes, il filtrante al centro, non riesce. Forte dei Marmi che adesso sta spingendo, ha avuto diverse occasioni nell'ultimo minuto, sfera al centro, il palo di Kerekes su spizzata. Kerekes poi schiacciato era del Medico, schiacciato alla sponda. Intanto viene richiamato verbalmente tutti e due i Giovannelli, Lorenzo e Tommaso. Forse avevano detto qualcosa di non gradito all'arbitro, mentre Ernesto Maggi va a pulire la maschera e a prendersi qualche secondo di riposo, e ne ha ben ragione, perché veramente nell'ultimo minuto ha salvato almeno 3 volte la porta. 9:20 alla fine, 3-2 il risultato nel secondo tempo, un parziale di 3-0 in favore della Pumas che ribalta il 2-0 iniziale dei rossoblù. Pumas che adesso è in pista con il numero 79 Benvenuti, con Bigatti, Pezzini e l'altro ragazzo, adesso vediamo chi è. Sfera che rimane lì, la recupera Kerekes, la cambia per Giovannelli, per Brando del Medico, da questi a Lorenzo Giovannelli, percussione per Tommaso, non c'è nessuno per lo scarico, dietro porta per Kerekes, attaccato, resiste Kerekes, poi succede un po' di tutto, si intromette Tommaso, porta via sfera, la gira all'indietro per Brando del Medico, rimbalzo maligno, bravo il numero 19 Bigatti a portare via sfera e riportare l'incursione nella zona di Raffaello Ciupi, ma sono sfere perse malamente, queste possono diventare pericolosissime. 8:35, ancora il Viareggio che viene avanti, Marchetti per Bigatti, ancora sfera all'indietro, Bigatti ancora, la cambia per Pezzini, finta di Pezzini, percussione in fascia destra, siamo ai limiti dei secondi, poi la pallina sparata in un angolo, la recupera Brando del Medico per i suoi, ma sbaglia tutto, consentendo un 1 contro 1 pericolosissimo
al numero 79 Benvenuti. È vero che bisogna recuperare, ma forse bisogna ragionare con un po' più di calma. Adesso è Tommaso Giovannelli per Lorenzo in pressing, però il Viareggio. Questa volta invece è il Forte dei Marmi che riesce a bloccare il tentativo di avanzata, ma è ancora il Viareggio in possesso di sfera e c'è il fallo di 5 secondi, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, ma è stata battuta decisamente troppo indietro, 15 metri indietro, perciò bisogna andare a ribattere squadre schierate. Battuta in questo momento Kerekes in possesso di sfera per Giovannelli ancora, prova a fare il filtrante che però non riesce, ma è ancora Giovannelli in possesso di sfera, poi si intromette il numero 79 Benvenuti. Giovannelli però non gli dà tregua e va a recuperare sfera, l'arbitro dice che non c'è fallo, che si può giocare, perciò sfera all'indietro per Lorenzo Giovannelli. Tentativo di spizzata proprio di Tommaso, sporcato, niente da fare, ancora Giovannelli, finisce a terra, c'è l'aggancio sacrosanto da parte del numero 19, se non vado errato, Bigatti, che prende il cartellino blu. È il secondo blu per Bigatti. Vediamo quella che sarà la decisione. Dunque il blu a Bigatti a 6,47 dalla fine. Forte dei Marmi che ha questi 2 minuti di superiorità numerica, vediamo se riuscirà a trovare la via del pareggio. Certo, 4 contro 3 diventa insomma sembrerebbe decisamente una situazione favorevole per il rossoblu, ma poi non è detto che la cosa abbia fortuna, abbiamo visto anche l'effetto contrario. Comunque Tommaso Giovannelli, Lorenzo Giovannelli, Kerekes e Cacciaguerra, dall'altra parte il numero 12 Poletti, poi dovrebbe essere, se non vado errato, Pesavento e Carrieri. Dunque l'esperienza maggiore possibile per quanto riguarda la formazione della Pumas per questa inferiorità numerica. Vediamo quello che sarà, come se la giocherà il Forte dei Marmi. Ovviamente non serve una gran frenesia, anche perché insomma il risultato è acciuffabilissimo, 3-2, una sola rete di scarto, e dunque c'è la possibilità ancora di giocare tutto, perciò non c'ha da rischiare niente il Forte dei Marmi. Intanto il tentativo di Cacciaguerra, ben smarcato, non riesce, e attenzione che adesso la serie è recuperata ancora dal Forte dei Marmi con Giovannelli, occasionissima per Cacciaguerra. Intanto se ne sono andati 40 secondi di superiorità. Giovannelli per Lorenzo, per Kerekes che non trova la deviazione, recuperata subito dal Forte dei Marmi, che ha avuto 2 buone incursioni, ma fortunato, spreciso, insomma decidete voi. Di fatto il risultato arriva ancora alla squadra della Pumas, che è in vantaggio per 3-2. Sfera all'indietro, Giovannelli, il tiro, c'è la deviazione del portiere, ma la serie è recuperata da Carrieri per i suoi, che se la porta avanti, se la porta nell'angolo. Poi la serie la riprende Kerekes, 26 secondi di superiorità, Kerekes ancora per Giovannelli che ci prova, e ancora Maggi fa l'eroe di serata. Poi la sfera è recuperata, ma c'è la ammonizione a Poletti e il fallo di squadra numero 6 a carico della Pumas per la simulazione. 15 secondi di superiorità per il Forte dei Marmi.
che ha trovato due ottime occasioni ma niente più fino a questo momento. Giovannelli per Lorenzo Giovannelli, per Tommaso, Lorenzo ancora, dall'altra parte Kerekes che cerca la percussione, Cacciaguerra, magico, veramente grandissimo intervento di Maggi che va a fermare Cacciaguerra che l'aveva messa a sedere ma poi non riesce ad alzarla e dunque i 2 minuti di superiorità numerica non danno frutto, si torna a 4 contro 4 con Maggi che giustamente va a prendersi qualche secondo di riposo. Dunque grandi interventi in questo power play da parte del portiere che si è trovato almeno 3 volte l'uomo addosso e per 3 volte è riuscito a sventare la minaccia. 4:45 alla fine, 3-2 per la Pumas. Dopo un 2-0 alla fine del primo tempo per il rosso-blu, nel secondo tempo è altro piglio quello della Pumas Viareggio. Intanto vediamo che c'è da asciugare ancora la pista, giustamente. Vorrei ricordare l'episodio di qualche minuto fa quando Kerekes è partito in contropiede solo nel nulla e poi è scivolato su una pozza di sudore. Quella che poteva essere un'azione 1 contro 1 e magari una stecca come quella di Diego avrebbe potuto fare la differenza, evitare la rimonta del Viareggio, ma insomma questi sono tutti se e ma che poi alla fine non dicono nulla, vince chi la butta dentro e al momento l'ha buttata dentro più volte la Pumas e soprattutto l'ha buttata dentro con grandi reti. Intanto la sfera è per la Pumas che deve uscire dalla zona buia ma non ci riesce in tempo, gran pressing del rosso-blu che li costringono ai falli di secondi. 4:34, Giovannelli in possesso di sfera, Giovannelli ancora, la cambia con Kerekes all'indietro per Lorenzo Giovannelli, Lorenzo supera un primo avversario, poi è pressato all'angolo, cerca di andarsene la balaustra, poi trova Cacciaguerra la fa correre ancora per Cacciaguerra la sfera ma si intromette un grande pesavento, poi Poletti la porta in avanti, Carrieri va a dargli manforte, sfera all'indietro per pesavento, da questi a Pezzini, ma c'è il fallo dei 5 secondi e c'è il time out chiesto da mister Facchini. Vediamo quelli che saranno i potenziali correttivi. Dunque 2-0 nel primo tempo, 6:15 del medico, 17:27 Kerekes. Poi il Viareggio, avevamo detto, entra negli spogliatoi, non aveva fatto un primo tempo molto preciso. Sono stato profeta sventurato per il colore rosso-blu, ma sicuramente a favore di mister Bertolucci. Ha detto ora cercherà di catechizzarli e di correggere gli errori, entra con un'aggressività spaventosa e al 3:59 pesavento, al 9:39 Pezzini, al 13:35 su rigore ancora pesavento portano a ribaltare il risultato. Dunque Pumas 3, Forte dei Marmi 2. Finisce il tempo del time out, dunque Ciupi in porta, Kerekes, Cacciaguerra, Tommaso e Lorenzo Giovannelli, Pesavento, Pezzini, Poletti e Carrieri, con Giovannelli in avanti, il missile di Giovannelli, la deviazione del portiere, niente da fare, poi si intromette ancora Giovannelli dietro porta, attaccato vittoriosamente da Poletti che cerca di andarsene, ma c'è il fallo, dice l'arbitro, da parte del rosso-blu in attacco e dunque la punizione in favore della Pumas quando mancano 3 minuti e 36. Il risultato, ricorda ancora, 3-2 a favore della squadra ospite. Giovannelli e Cacciaguerra a caccia di questa sfera che Poletti cerca e c'è il fallo e c'è il rigore.
Pezzini commette il più ingenuo dei falli per fermare l'avversario, si tira indietro, colpisce l'avversario, ma non si è reso conto di essere in area di rigore, dunque c'è il rigore affidato a Giovannelli. E vediamo se questa sfida farà specialisti, in questo caso veramente. Chi avrà la meglio al momento Maggi, poi Giovannelli con freddezza la riprende e gliela mette alle spalle, incolpevole. Aveva parato bene il primo tiro, non ha potuto niente contro il secondo, veramente. Portiere a terra e gol piazzatissimo. Dunque 3-3 il risultato e adesso saranno 3 minuti e 28 di fuoco, perché sinceramente io non so quale delle due squadre merita la vittoria per quello che hanno fatto vedere. Pezzini la cambia per Poletti. Poletti ancora in orizzontale. Capitan Carrieri che cerca di andarsene, su di lui si porta a Cacciaguerra commettendo fallo, dice l'arbitro. 6 falli per parte, 3-3 il risultato, 2,59. 7 falli, adesso sale il Forte dei Marmi. Battuta, Pezzini in possesso di sfera, grande pattinaggio e grande stecca, ma la sfera è recuperata, ma solo momentaneamente da Giovannelli, trattenuto vistosamente da Pesavento. L'arbitro dice che si può proseguire e dunque la palla è per Cacciaguerra, che esce dalla zona buia, davanti a sé Carrieri. Sfera per Lorenzo Giovannelli, si ferma in orizzontale Kerekes la fa correre per Tommaso Giovannelli, ancora per Kerekes, dall'altra parte Lorenzo esce dalla zona buia, blocco e c'è il fallo numero 8 a carico dei rossoblù quando mancano 2,24. Tanto fuori Pezzini, in pista al suo posto, vediamo con il numero 7, dovrebbe essere Marchetti. Battuta in questo momento, Poletti in possesso di sfera per Carrieri per Poletti ancora per Carrieri che cerca l'incursione personale, si rifugia dietro porta, attenzione, Raffaello Ciupi fa gli straordinari, poi c'è una stecca alta e la punizione in favore del Forte dei Marmi dovrebbe essere. Pressing altissimo della Pumas che vuole i 3 punti. Giovannelli, Tommaso in area, dietro porta, cerca il filtrante, non riesce, diventa un contropiede per la Pumas che torna in avanti. Attenzione, grande Cacciaguerra a fermare, la tira avanti, Giovannelli, e il gol di Tommaso, il Forte dei Marmi che torna in vantaggio. Ci ha creduto mostruosamente, riesce a portar via sfera, lanciata in avanti e Giovannelli quando manca un primo e 47 ha deciso di tornare, immagino se non vado errato con queste 2 reti, capocannoniere per quanto riguarda la classifica speciale dei marcatori. Comunque 23 e 13, mancano esattamente 107 secondi e il Forte dei Marmi, dopo aver visto l'inferno a metà del secondo tempo, torna in paradiso con il suo pezzo più importante, me lo consentirete visto che il capocannoniere della Serie A2, Tommaso Giovannelli. Bisogna attendere il portiere Ciupi che era andato a sistemare la maschera. 1,47 alla fine, 8 falli rossoblu a quota 6 la Pumas.
Pumas che adesso dovrà tentare il tutto per riacciuffare un risultato che a mio avviso meritava di avere il risultato di parità. Secondo me non ha affatto demeritato, anzi ha fatto un secondo tempo con un'intensità incredibile. Poi il tiro, la gambale del portiere Ciupi, il pressing della Pumas adesso è altissimo, sfera lunga da Lorenzo a Tommaso, c'è però l'intervento di Pesavento che riporta avanti i suoi a 70 secondi dalla fine. Pronto anche il quinto uomo al cancello per l'ingresso. Poletti in possesso di sfera, su di lui si porta a Cacciaguerra, Poletti la fa correre per il numero 19 Vigatti, la cambia ancora, sfera all'indietro ancora per Poletti. È arrivato il momento del quinto uomo, il tiro è altissimo e la punizione in favore del Forte dei Marmi. Dunque Maggi deve ricorrere immediatamente in area, in porta. Intanto rilancia una sfera che diventa un'occasione da contropiede per la formazione della Pumas, che adesso gioca con l'uomo in più. Vediamo ancora Pesavento per la Pumas, la cambia Carrieri, Pesavento e ancora lui, tentativo, incursione al centro che colpisce al petto Kerekes, che non è altissimo. L'arbitro dice che c'è la punizione in favore della Pumas a 6 secondi e 0,3. Sfera che colpisce al petto un giocatore, ma non è sfera alta. Dunque tutto pronto, attenzione il tiro, sfera altissima e a 4,01 il Forte dei Marmi può rifugiarsi praticamente dietro porta e adesso vediamo quello che sarà. Infatti è così, dietro porta per Cacciaguerra e si chiude qua 4-3. Un paradiso rossoblu nel primo tempo con il gol di Del Medico e Kerekes che vanno sul 2-0. Poi c'è l'inferno versiliese con Pesavento per il 2-1, Pezzini per il 2-2 a metà del secondo tempo, il 3-2 su rigore di Pesavento. Si arriva agli ultimi 4 minuti, un rigore per un fallo per la verità di Pezzini anche ingenuo, perché è andato a colpire l'avversario in quello che si fa abitualmente, un blocco, ma non si è reso conto di essere in area di rigore. Vale il rigore, parato molto bene dal portiere Ernesto Maggi, ma poi sulla ribattuta è un cecchino. Tommaso Giovannelli, me l'ho distratto un attimo, non capivo cosa stava succedendo, è un cecchino, fa 3-3 e poi dopo neanche 2 minuti ancora Giovannelli, lanciato molto bene davanti al portiere, si prende i 3 punti che proiettano il Forte dei Marmi al terzo posto in classifica, seppur in coabitazione con il Matera. Dunque finisce 4-3 per il Forte dei Marmi, 8 falli a carico dei rossoblu, a quota 6 la Pumas. Questo direi che a questo punto, mentre scorrono i titoli di coda e ci sono i saluti finali, io ringrazio l'amico Giuseppe Nardini per la ripresa della parte tecnica, ne approfitto per fargli i migliori auguri per queste feste, di far piano con tutto quello che è la parte pagana della festa e a risentirci con lui per il giorno 6 gennaio, dove ci sarà la gara di Serie A1 fra Forte dei Marmi e Breganze. Altrettanto a Simone Polacci, anche se con lui avremo occasione nei prossimi giorni di rivederci, regista sempre puntuale. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, Ale.